i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Lunedì e martedì, da qui al 25 marzo, avremo modo di fare un'auto da Fè speciale Giustizia Giusta, dedicato al caso della strage di Erba. Tutti i lunedì e martedì dalle 10 alle 11 vi proporremo interviste che preludono al 25 marzo alla decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dagli avvocati difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba, contro il no al processo di revisione pronunciato dalla Corte d'Appello di Brescia a luglio scorso. Il 25 prossimo la Corte di Cassazione si pronuncia su questo ricorso che noi approfondiamo quest'oggi con la seconda parte della conversazione con l'avvocato Fabio Schembri, che insieme agli avvocati Luisa Bordò, al professor Nico D'Ascola, all'avvocato Patrizia Morello e al tutore legale anche di Olindo Romano e Rosa Bazzi, l'avvocato Diego Soddu, ha presentato a suo tempo la richiesta di revisione del processo e che continua a difendere appunto i due condannati. La seconda parte della conversazione con l'avvocato Schembri oggi, e a partire dalle prossime settimane avremo modo di ascoltare anche diversi consulenti che hanno fatto le loro opere appunto di consulenza e di perizia, sono professori universitari, sono esperti, sono l'ex vicecapo dei RIS dei Carabinieri. Insomma, avrete modo di entrare nel dettaglio di questo ricorso, perché è una questione semplicemente di civiltà, oltre che di verità e di giustizia, che sono beni fondamentali per tutti noi, al di là della singola vicenda che pure è colossale in sé, ma colossale anche per tutti noi cittadini di questo paese. Quindi buon ascolto. Un fatto nuovo, una consulenza nuova, dice la Corte di Brescia, è quella sicuramente dell'ingegner Rabitti, lo abbiamo anche sentito, no? La consulenza tecnica, cioè sui consumi di energia elettrica all'interno dell'abitazione della strage, firmata dall'ingegner Rabitti, basata su dati che già esistevano perché erano nel fascicolo del pubblico ministero, ma mai valutati prima, neanche implicitamente. Sono i tabulati dell'Enel e i consumi elettrici nelle ore tra le 14.15 e le 17.45 del giorno della strage, ma anche nei giorni precedenti. E questa consulenza ci fornisce degli elementi che sono in grado di sovvertire uno degli elementi chiave della condanna, cioè il fatto che Olindo e Rosa fossero arrivati da fuori ad aggredire le vittime. In realtà le cose, questo ci dicono le confessioni e le sentenze, in realtà secondo l'ingegner Rabitti lì dentro in casa c'era qualcuno ad aspettare le vittime, cioè una dinamica completamente diversa rispetto a quella consolidata nelle sentenze. Lo testimonierebbe il consumo di energia elettrica, peraltro rilevato appunto dai tabulati, in assenza di elettrodomestici programmabili a distanza che non c'erano. In soldoni, qualcuno in quel pomeriggio era in casa appunto ad attendere le vittime e verosimilmente entrò in casa con l'ausilio di chiavi, visto che non c'erano segni di effrazione. La Corte di Brescia riconosce, dicevamo, questo carattere di novità delle relazioni dell'ingegner Rabitti, ma conclude che è impossibile valorizzare questo elemento di prova nuovo, certamente nuovo, perché la circostanza è priva di oggettivi e affidabili elementi di riscontro, scrivono i giudici. Cosa significa? Significa che hanno scritto di più rispetto a quello che consente la fase, cioè per quanto riguarda, ecco, tornando sempre al principio, cioè il riscontro, la Corte d'Appello l'avrebbe dovuto eventualmente rintracciare, l'avrebbe potuto rintracciare facendo il dibattimento. Cioè i riscontri si rintracciano in questo modo, cioè sentendo innanzitutto l'ingegner Rabitti e sentendo anche altre persone che noi avevamo indicato, tra i quali c'è Abdicais, per esempio, che era colui il quale aveva la residenza in quella casa e che era degno all'attività di spaccio insieme al gruppo del fratello di Azuz,
che si serviva anche lui, il fratello di Azusa, di quella casa. Insomma. Quindi, peraltro mettendolo in sinergia con un altro elemento, cosa che avrebbe dovuto fare la Corte d'Appello facendo il processo, un altro elemento che sono, diciamo, le dichiarazioni rese all'epoca dai coniugi siriani che abitavano di sotto, i quali affermarono che dalle 18:30, quando in casa non ci doveva essere nessuno, la sera dell'11 dicembre, la sera della strage, il tardo pomeriggio della strage, sentirono dei rumori di passi dalle 18:30 fino alle 20 provenire proprio da casa di Raffaella Castagna. Quindi, ecco, se i riscontri c'erano e come, ma in ogni caso, diciamo, la Corte d'Appello, anziché affermare apoliticamente sull'assenza dei riscontri, avrebbe dovuto, insomma, provarli facendo eventualmente il dibattimento, cosa che non ha fatto, insomma. Insomma, voi scrivete, può necessitare di riscontro soltanto un elemento di prova che già di per sé è in grado di essere capace di provare qualcosa, perché se non è capace di provare niente, che riscontro vuoi trovare? Certo. Giusto? Quindi già basta questo, cioè quindi avremmo ragione per la Corte d'Appello, è un elemento di prova di un certo spessore che eventualmente può essere idoneo in qualche modo a ribaltare la sentenza di condanna, ma appunto cioè, già questo giudizio espresso avrebbe dovuto far optare la Corte per la celebrazione del processo. La Corte afferma che il distacco del contatore è avvenuto dal contatore esterno. L'ingegner Rabitti dice non è detto che sia così, perché in realtà c'erano contatori sia in casa di Raffaella Castagna, teatro della strage, sia all'interno della palazzina. Quindi la Corte entra nel merito. Ecco, vede, ma proprio questo, entra nel merito, avrebbe potuto eventualmente sostenere queste cose diciamo, e motivare in questo modo, una volta fatto il processo. Certo. Cioè, e quindi parametrare tutte le nuove evenienze anche agli elementi precedenti, ai nuovi elementi, quindi fare sostanzialmente una valutazione complessiva e d'insieme. Certo. Ma questo appartiene proprio a un'altra fase, a un'altra tipologia di regola di giudizio, quello che dicevamo all'inizio, almeno nella prima parte, quando ci siamo occupati delle violazioni di legge, ecco, i vizi procedurali che noi abbiamo sollevato. Ecco, i riscontri andavano, diciamo così, verificati in un contraddittorio, in un processo vero e proprio. Quindi lì c'erano le testimonianze dei cittadini siriani che lei diceva prima, c'era la questione delle immagini di Tele Lombardia che mostravano una pianta sul terrazzino compressa in un certo modo tale da far pensare che fosse stata spostata per scendere da lì possibilmente. C'erano le dichiarazioni già raccolte nell'immediatezza del vicino di casa Fabrizio Manzeni, che abitava in via Diaz e che afferma di aver visto all'ora del delitto alle 20:20 3 soggetti, dei quali 2 extracomunitari. C'erano le affermazioni del tutto analoghe di un testimone, Cemcum Ben Brahim, che in realtà si chiamava in un altro modo, che riferisce la stessa cosa, 3 soggetti alle 20:20 in piazza del Mercato. C'erano tracce di sangue evidenziate dalla perizia della dottoressa Bruzzone sul terrazzino, nuovo. C'erano le prove sulla dinamica della morte della signora Cherubini e qui sono 2 elementi sui quali chiedo brevemente di soffermarsi, le dichiarazioni di uno dei primi 2 soccorritori, il signor Bartesaghi, che dichiara di aver visto, entrando nella palazzina della strage per i soccorsi, un soggetto extracomunitario all'interno della palazzina, e si capisce chi sia dalle dichiarazioni della moglie di Bartesaghi, cioè l'avvocato Claudia Canali, la quale dichiara di aver visto vicino al cancello di via Diaz in quei frangenti un extracomunitario che non abitava all'interno della palazzina. E quindi non era il cittadino siriano, perché la Corte scrive in realtà, e anche qui fa un vaglio, diciamo così, di merito. Che Bartesaghi e la moglie hanno raccontato che viene loro prestato un telefono dall'inquilino del piano terreno, cioè il cittadino siriano, che conoscevano di vista. E il siriano medesimo ha confermato in dibattimento di essere stato lui, scrive la Corte, a prestare il telefono alla signora Canali. E questo non è semplicemente vero. Assolutamente non è così, perché però questo è un altro elemento che, diciamo, va messo insieme agli altri, come lei diceva prima, ed era compito, diciamo, del giudizio, di revisione, dopo il processo, mettere insieme gli elementi.
Quindi diciamo questo cittadino rimane uno sconosciuto, questo extracomunitario. Lo Stato sì, perché vede, Tra l'altro c'è un'altra signora, moglie dell'altro soccorritore Ballani, la signora Sì. Mengacci, che dice di avere visto tutti i componenti della famiglia di siriani che abitava al piano sotto la strage, all'appartamento sotto la strage, uscire tutti insieme. Sì. Quindi non può essere il singolo capofamiglia, ma il guarda, signore siriano essere uscito da solo. sì, guardi, vero è che Bartezzaghi disse e il siriano confermò in dibattimento di avere sostanzialmente dato il telefono a Bartezzaghi, ma è anche vero che Bartezzaghi disse di aver incontrato un extracomunitario al quale chiese se abitava lì da solo. E l'extracomunitario disse sì, in realtà il cittadino siriano abitava con la moglie e con 2 figli. La cosa naturalmente più rilevante, che resta a questo punto irrisolta, è che la signora Canali, la quale è la moglie del signor Bartezzaghi, che abitava lì, come diceva lei, ha visto, che era all'interno della corte, ha visto in prossimità del cancello della corte un extracomunitario che non ha indicato quale il siriano, Che conosceva. un extracomunitario che non conosceva in questo caso, che in modo brusco gli aveva detto ridammi il telefono, perché le aveva chiesto il telefono per fare delle chiamate, ridammi il telefono, e se n'è andato. Quindi questo resta, cioè questa persona se n'è andata, il siriano in realtà invece era ancora in casa quando sostanzialmente la signora Canali vide questo soggetto extracomunitario ed uscì insieme, visto da altri testimoni, dalla signora Mengacci, uscì insieme a tutta la famiglia. Noi siamo partiti dalla prova nuova, consulenza dell'ingegner Rabbitti, ma se tu mi travisi le altre prove, depotenzi anche la prova nuova. Certo, no? Qui noi abbiamo sostanzialmente, che dice per esempio la Corte, che avrebbero dovuto avere le chiavi. Ho capito, ma che cos'è che dice Abdicais? Che quell'appartamento era frequentato anche quando Raffaella Castagna non c'era, da gente che aveva le chiavi. Il fratello di Azuzza aveva le chiavi, andava anche quando non c'era Raffaella Castagna. E qui veniamo all'altra questione. L'intervista e anche le informazioni che ha reso a voi Abdicais, a voi avvocati, che le avete raccolte, sommarie informazioni testimoniali rese a voi da Abdicais. Voi chiedevate di ascoltare questo testimone. La Corte scrive che il contenuto di ciò che Abdicais ha raccontato, sia in interviste che a voi, non può costituire un elemento di riscontro oggettivo, affidabile. Le dichiarazioni di quest'uomo sono troppo generiche e apodittiche. E la Corte cita anche un'ordinanza. Quale? L'ordinanza di arresto nei confronti di Abdicais, ma anche di Azuz Marzouk, marito di Raffaella Castagna, del novembre 2007. No? La Corte cita questa ordinanza e dice che da questa ordinanza risulterebbe che la residenza degli indagati, di alcuni degli indagati, in via Diaz, la palazzina della strage, era fittizia, no? Perché Abdicais racconta di essere residente lì. È residente lì. Sì, è residente lì. Aveva la residenza lì. Che l'attività di spaccio non si svolgeva ad Erba, ma a Merone. Quindi non c'era nessuna attività di spaccio ad Erba, contrariamente a quello che racconta Abdicais. E non c'è riscontro di contrasti violenti, cruenti con altri gruppi di spacciatori, che invece è quello che dice Abdicais. C'erano liti in corso, mi stavano accoltellando, stavo finendo male, e quindi diciamo traccia questo scenario qua. La Corte dice non è vero niente di tutto questo e non emerge alcun ruolo di Raffaella Castagna, anche solo come custode del denaro provento dello spaccio, che è un altro aspetto raccontato da Abdicais. Ha ragione la Corte? L'ordinanza dice questo? L'ordinanza di arresto dello stesso Abdicais? Assolutamente no. Innanzitutto anche qui c'è da fare sempre la solita premessa. È entrata nel merito la Corte d'Appello senza effettuare un processo. Questa tipologia di valutazioni l'avrebbe dovuta fare dopo aver assunto la prova. Cioè quando si dice che le dichiarazioni di Abdicais sono apodittiche, generiche, ecco, questo non lo si può dire, perché se non è stato sentito Abdicais, poi si dirà, avrebbe potuto dire la Corte, non è credibile, non è attendibile, e fare tutti questi riferimenti, che peraltro sono errati, a mio giudizio, in una visione, in un'ottica di insieme dei vari elementi, posti in sinergia con gli altri. Ora, innanzitutto viene citata, come diceva lei, un'ordinanza di custodia cautelare, dalla quale per la Corte risulterebbe che vero è che aveva la residenza lì, ma era una residenza fittizia. Ma noi Abdicais, infatti questo ci ha detto,
che lui aveva la residenza, ma non sa nemmeno per quale ragione gli avevano messo lì la residenza. Quindi è il primo a dire che aveva una residenza fittizia e che non abitava lì. Lui dice che lui frequentava quella casa perché, diciamo, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti, anche lui era coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. E guarda un po', quell'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa a suo carico. Quindi è una persona che era direttamente coinvolta in quei fatti narrati nell'ordinanza di custodia cautelare ed era coinvolta con il fratello di Azzuz e gli altri soggetti che vennero appunto arrestati. Dice la Corte che l'attività di spaccio era in Merone e non in Erba. Beh, in realtà dallo stesso capo di imputazione si legge che l'attività di spaccio era sia in Merone sia in Erba, ed è la stessa cosa che dice Abdicais, che loro spacciavano a Merone ed ad Erba e che avevano una base logistica a Merone e avevano poi una base logistica ad Erba e che cambiarono i luoghi di imbosco della droga dopo aver subito un'aggressione, perché avevano una rivalità forte, una faida con un gruppo rivale per il controllo del territorio e per lo spaccio. Quindi, e su questo è riscontrato Abdicais, perché già nei processi dell'epoca era, diciamo, sorta, diciamo, si era conosciuto che effettivamente c'era una rivalità tra i fratelli di Azzuz e un altro gruppo rivale. Oggi Abdicais dice di essere stato ferito, di essere stato accoltellato e che lui avrebbe addirittura voluto uccidere alcuni componenti del gruppo rivale. Quindi, anziché non riscontrare quell'ordinanza, riscontra e come? Pensi un po' che la Guardia di Finanza parla di vendetta trasversale. Parla proprio di vendetta trasversale. Poi gli venne revocata la delega di indagine che aveva ricevuto, ma anzi scriveva, metteva nero su bianco che la pista della vendetta trasversale era molto plausibile in base anche alle conoscenze delle fonti confidenziali. Quindi voglio dire, cioè qui possiamo dire che è errata la valutazione che effettua la Corte. Non solo diciamo c'è il riscontro, ma è un riscontro in questo caso addirittura concreto. Avvocato Schembri, un altro riscontro alle dichiarazioni di Abdicais lo fornisce l'intervista resa da Cemcum Benbrahim, Sì. che in realtà si chiama Lofti Weslaki, Sì. ed è citato nella stessa ordinanza che mette... Sì, nelle intercettazioni si fa il nome, ecco, noi siamo venuti a conoscenza del vero nome di Cemcum Benbrahim, che è colui il quale che nell'immediatezza dei fatti, qualche giorno dopo, andò dai carabinieri indicando di aver visto all'ora del delitto, sul luogo del delitto, 2 soggetti extracomunitari insieme a un terzo soggetto. Bene, oggi noi sappiamo, grazie a un'intervista rilasciata alle Iene, che il vero nome è Lofti Weslaki, che compare nell'attività di spaccio, non venne attinto dall'ordinanza, ma nell'intercettazione, e noi siamo stati per una vita convinti che si chiamasse Cemcum. Oggi noi sappiamo che si chiama Lofti. E che cosa faceva Lofti? Perché era in quella piazza del mercato? Perché era uno spacciatore anche lui e procedeva sostanzialmente a spacciare, guarda un po', in piazza del mercato, quindi in un luogo adiacente alla casa di Via Diez. Quindi non era lì per caso, era come tutte le sere in piazza del mercato e vide determinate cose. Quindi insomma è una novità questa, cioè al di là di quello che disse, oggi sappiamo che effettivamente è una persona che poteva essere lì, così come affermato nel 2006 quando avvenne la strage. E queste sono cose nuove perché non c'erano nei verbali determinate indicazioni che questi soggetti danno adesso. Assolutamente, non c'erano, anche questo è un elemento nuovo, perché ecco, questa indicazione del suo vero nome, della tipologia di attività che svolgeva. Lofti disse alle Iene nell'intervista, disse che lui faceva l'attività di spaccio, quindi accusandosi pure di una determinata attività in piazza del mercato, insieme al gruppo del fratello di Azzuz. Questo ha detto. Quindi cioè, ci sono riscontri a quello che dice Abdicais, plurimi riscontri, molteplici riscontri, oserei dire, che però diciamo
il cui vaglio poi non è stato effettuato tramite un dibattimento. E quindi attenzione, cos'è che voglio dire? Tornando a quei principi sì. che vanno Sì. catapultati sui singoli argomenti, che la Corte d'Appello non avrebbe dovuto entrare nel merito. Noi oggi stiamo discutendo di un qualcosa di cui non avremmo dovuto discutere senza un processo. Certo. Perché magari stiamo parlando come se fossimo al bar, e così abbiamo fatto in aula come se fossimo stati al bar, ma senza assumere la prova. Questo è poi la nostra principale doglianza, Certo, che non è di forma, attenzione, perché come lei può vedere è proprio di sostanza. Certo. Perché come è stata, diciamo, lavorata la materia, in malo modo poi, no? Allora, Abdicas fornisce elementi nuovi. Sì. Questi elementi nuovi andavano sottoposti a un vaglio dibattimentale, a un processo, e all'interno di un contraddittorio vero e proprio. Siamo sempre lì appunto. Sfugge, diciamo, al contraddittorio e al processo anche un'altra serie di novità, ovvero quelle che riguardano la consulenza del professor Sartori e di altri consulenti circa le patologie vere e proprie in Olindo Romano e Rosa Bazzi, il ritardo mentale di Rosa Bazzi, e tutto questo, diciamo, al fine di verificare che le confessioni fossero state, diciamo, che i due non fossero idonei a rendere confessioni veritiere. Queste sono tutte novità che per la Corte d'Appello in realtà non sono novità, perché coincidono con elementi già affrontati nei precedenti gradi di giudizio. È vero? Beh, non è proprio così. Cioè, allora, partiamo da un assunto. È indubbio che ci sono state delle pressioni. Poi, naturalmente, queste pressioni, dissero le precedenti sentenze, non furono tali da coartare la loro volontà. E beh, innanzitutto, da un punto di vista clinico, l'elemento nuovo che il giudice della cognizione, quindi chi condannò Olindo e Rosa, non conosceva assolutamente, sono i deficit dei due coniugi, quindi la loro vulnerabilità e circonvenibilità. E Rosa addirittura un disturbo mentale. Ed allora, se da un lato è certo che le pressioni per farli confessare vi furono, è l'ulteriore elemento che è importantissimo, un importantissimo elemento nuovo, un discorso, diciamo... Nuovo perché oltretutto raggiunto tramite esame diretto sull'assetto psichico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, mai fatto prima. Fatto da più persone, più consulenti, più scienziati anche in questo caso. E questo esame mai fatto giunge a una conclusione scientifica, si può definire tale, cioè che i due sono vulnerabili e circonvenibili. Quindi la vulnerabilità... E quindi non idonei a rendere testimonianza. Ma non idonei, cioè nel senso che subirono le pressioni e ecco spiegato perché giunsero alla confessione. Anche questo avrebbero dovuto valutarlo in un'ottica sinergica con gli altri elementi. Gli scienziati dicono vulnerabilità e circonvenibilità, porta alle sono false due dati confessioni, scientifici, certo. Abbattono la capacità di resistere davanti alle pressioni, ovvero aprono la strada alle false confessioni. E questo è, quindi, ecco, questo è un elemento nuovo di impatto dirompente sulla sentenza di condanna, perché oggi noi sappiamo il motivo per il quale... di dire una cosa molto più modesta, noi abbiamo mandato in onda in questi anni gli interrogatori. Sì. E la sensazione che si ha ascoltandoli, gli interrogatori, non leggendoli, ascoltandoli, è proprio questa. È proprio questa. Perché l'impatto, diciamo, delle pressioni su questi due soggetti è devastante. È devastante, assolutamente devastante, ma quello che noi... Ma viene da loro accolto con una semplicità assoluta. Loro si conformano a ciò che gli viene chiesto. Quello che noi abbiamo sempre detto, e che poi è confermato e riscontrato anche dalle intercettazioni ambientali, da quell'intercettazione che è stata anche mandata da voi poco prima di confessare, dove Olindo dice a Rosa di aver ricevuto sostanzialmente determinati suggerimenti da parte dei carabinieri e che si è determinata a confessare, anche se non è stato lui, per tagliare le gambe al toro e perché quello gli sembra il minore dei mali. E allora, cioè, se si uniscono tutti questi elementi, i deficit cognitivi di Rosa, il ritardo mentale di Rosa, che andrà lei a confessare, rendendo una confessione delirante, incredibile, tant'è vero che non viene creduta. E poi sarà Olindo a confessare, dicendo che non è vero niente quello che ha detto Rosa, ma questo l'avete mandato in onda, e basterebbe quello, basterebbe ascoltare
le confessioni, per comprendere non solo i deficit, ma le pressioni che vi furono diciamo, e le condizioni surreali che vennero create. Su questi deficit si innestano quei fattori esterni che dicevamo prima, Sì. no? Quindi le pressioni fatte dagli inquirenti che massimizzano le prove, dicono noi abbiamo prove tali per cui voi siete condannati all'ergastolo, non uscite più, eccetera, eccetera. Le Sì. conseguenze negative saranno totali, se invece fate in un certo modo e confessate avrete dei benefici e via dicendo. Sì. Questo è il quadro, diciamo, che anche gli scienziati, in questo caso i consulenti, certificano con riferimento a una letteratura scientifica sopravvenuta anche in questo caso, cioè successiva rispetto Sì. alle fasi del giudizio. Ne abbiamo parlato poi col professor Sartori e con la professoressa Mazzoni dettagliatamente di questo aspetto. Ciò che io volevo chiederle a margine di questo, proprio brevemente, tutti abbiamo presente Rosa che parla e che dice ho ammazzato il bambino così e così, è un video girato dal dottor Picozzi in fase difensiva. Voi avevate chiesto anche che fossero analizzati, diciamo, questi video. La Corte dice che non se ne fa nulla senza motivare. Cosa volevate? Perché erano importanti questi video? Che riguardano sia Rosa Bazzi che Olindo Romano. Di Rosa conosciamo tutto perché fu diffuso dalle TV. Allora, innanzitutto la Corte come dice le confessioni. Che effettivamente quella di Olindo è una prova nuova perché non venne mai, però diciamo che la mette da parte sia i video di Rosa, la Corte d'Appello, sia i video di Olindo, perché dice, per quanto riguarda per esempio Olindo, che non sono, diciamo, degli interrogatori. Anche in questo caso usa, diciamo, il parametro dei giornalisti, che siccome i giornalisti sono giornalisti non costituiscono elemento di prova. Beh, in realtà evidentemente in quegli elementi di prova certamente nuovi ci sono diciamo aspetti molto importanti che vanno a impattare proprio sulle false confessioni, sulle promesse che vennero fatte a Olindo Romano e quindi diciamo noi le avevamo proposte come prova nuova per dimostrare che cosa? Non solo che vi furono delle promesse o che in ogni caso nessuno fece nulla per far desistere Olindo o per far... Olindo credeva per esempio che da lì a breve gli avrebbero consegnato una cella matrimoniale e lo psichiatra, l'esaminatore, nessuno disse a Olindo ma guardi che signor Romano che in carcere non esistono celle matrimoniali e non esistono sconti di pena o divisioni della pena in due. Cioè, Olindo Romano dimostra in quei video di credere che sarà possibile avere una cella matrimoniale, che sarà possibile eventualmente andare insieme alla moglie all'ospedale psichiatrico. Siamo ancora 2 o 3 mesi dopo l'arresto. E siamo 2 o 3 mesi dopo l'arresto. E dirà al suo interlocutore che lui quello che ha detto nelle confessioni non è che se lo ricorda, in base a quello che c'era scritto sarà stata mia moglie ad accoltellarla. Beh, nessuno lo ferma anche lì a dire ma che cosa significa signor Romano? E poi io l'ho fatto per vedere mia moglie. E poi l'ho fatto per vedere mia moglie. Ma nessuno fa delle domande a Olindo che significa in base a quello che c'era scritto, quando l'esordio è io non ho fatto la confessione perché dovevo confessare, ho fatto la confessione perché dovevo vedere mia moglie. Insomma, ecco, diciamo che questi video provano da un lato proprio quei disturbi che hanno evidenziato gli esperti e dall'altro che Olindo e Rosa non lo sanno di quello che avvenne la sera dell'11 dicembre in Via Diaz. Cioè, Rosa ci prova, sì, quel video con il color salmone, sì. Più accoltellavo, più picchiavo e più mi sentivo forte, suggestivo, è vero, però lì Rosa non ne indovina neanche nemmeno una. Peraltro ci sono altri 2 video di Rosa che ha girato il dottor Picozzi. Insomma, noi da lì ricaviamo, che ne so, in base al foglio che lei non sa leggere e quindi lo porta in base a quello che c'è scritto, che dirà che suo marito con le non c'entra niente, che continuerà insomma a dire questo, che ci sono un effetto di solvenza, c'è Rosa che dice al suo interlocutore se è andata bene o se è andata male, è come se fosse una sorta di
rappresentazione teatrale. Tutto insomma. questo la Corte lo mette da parte. Lo bypassa, senza motivo. Senza motivo. Vediamo un altro punto. Voi avete portato anche intercettazioni fatte in casa dei coniugi Romano sulla loro automobile, in carcere di Rosa Bazzi con l'agente di polizia, quella che abbiamo trasmesso anche noi, che sono tutti elementi di prova nuovi. Perché non erano mai... Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, cari amiche di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Questo era il periodo in cui nonno mi diceva: Alberto, con fa l'olio bu e il ve a galo, cioè prima diceva l'olio bu va sempre a galo, cioè l'olio buono viene sempre a galla, e poi diceva con fa l'olio bu e il ve a galo, cioè abbiamo fatto un olio buono e lo vediamo affiorare. E affiorare cosa vuol dire? Parlare del fior d'olio. Allora io, chiaramente è la solita storia, ve la ripeto da tanti anni, io so vi ho rotto anche un po' i marroni, ma fa bene, dovete sopportarmi, supporto anch'io tante persone che voi dovete sopportare me. È chiaro che è per coloro il fior d'olio, insomma, che pensano l'olio extravergine di oliva come qualcosa fa la differenza. Se uno pensa ma sono tutti uguali, chi se ne frega, va bene, ma però per coloro che trasformano lo spaghettino del 5 con un po' di pomodoro italiano, un po' di formaggio italiano in un piatto importante, devono usare un olio importante, fa la differenza. Riscoprite i sapori di un tempo con l'olio Acerbis, in modo particolare il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, di più non posso, non chiedetemi di più, non posso, 78 euro il trasporto, non lo pagate. Acidità bassissima, dolcissimo, straordinario, mettetelo via perché il parentado ve lo ciula, ve lo porta via, attenti. Come gusto, un gusto molto leggero, molto fruttato. Profumo, vi ricordate quando si andava in Camporella, cioè nel senso col plate, con gli amici, vino bianco, formaggio, salame, e c'era quel profumo di erbe intorno a noi? Ecco, ricorda molto quell'odore. L'erba appena tagliata dopo un temporale, una cosa meravigliosa. Insomma, io non ne ho per tutti, mi dispiace, tanti rimarranno senza. Se volete questa mattina 030 78 40. No, ho sbagliato, ferma. Questa mattina 030 68 40 408 il telefono, 78 euro 4 lattine, oppure ordinate tramite il sito olioacerbis.com. Vabbè, è andata così. Buona mattina, buona informazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Anche intercettazioni fatte in casa dei coniugi Romano sulla loro automobile, in carcere di Rosa Bazzi con l'agente di polizia, quella che abbiamo trasmesso anche noi, che sono tutti elementi di prova nuovi, perché non erano mai stati esaminati prima, all'epoca dei giudizi di vario grado. Mai furono oggetto di alcuna valutazione, quindi sono nuovi. La Corte dice che queste conversazioni non contengono dati in grado di smentire le argomentazioni sviluppate nei precedenti gradi di giudizio. Ma se non sono mai state esaminate nei precedenti gradi di giudizio, come fanno a non smentire ciò che è stato ma non solo, da un lato non sono state... E poi sono dichiarazioni che insomma appartengono tipicamente, hanno tutti gli aspetti di quello che si definisce il parlato spontaneo. Certo. No? Cioè, per esempio, loro, lo abbiamo anche ascoltato, sperano che il signor Frigerio si risvegli, si riprenda per poter indicare chi lo ha aggredito. Parlano della strage quando si era detto che invece non ne parlano mai, e questo era un indizio, diciamo così, di colpevolezza. Esprimono dispiacere per le vittime, hanno la speranza che le indagini si concludano con la cattura dei colpevoli. Insomma, esprimono una serie di cose che li scagionano, no? E vanno lette insieme ai rilievi psichici di cui parlavamo prima. E certo, vanno lette con... No? Perché gli esperti dicono che questi due coniugi erano assolutamente incapaci di sofisticati inganni, assolutamente, strategie complicate, di fingere sapendo di essere intercettati, cosa che non sospettavano nemmeno in moltissimi casi, anzi sempre. E non potevano aver architettato un'azione come una strage così complessa, occultando le tracce, creandosi un alibi credibile, eccetera. Quindi queste conversazioni sono tipiche di due persone che parlano spontaneamente. Come fanno, diciamo, a non contenere novità se non sono mai state esaminate?
Anche questo è sono sfuggite al processo, ma entrano in sentenza. Certo, sono degli elementi nuovi a tutti gli effetti. Non vennero esaminate, come ha potuto sottolineare anche lei, e quindi è una delle nostre doglianze, perché insomma anche in questo caso sono degli elementi decisivi che vengono bypassati, non vengono quindi valutati e che quindi viziano grandemente la motivazione della sentenza della Corte d'Appello, così come tanti altri elementi che sono stati bypassati. Insomma. Quelle intercettazioni, se lette unitamente ai deficit riscontrati, diciamo che danno tante informazioni del tutto favorevoli a Olinder Rosa, i quali, come diceva lei, non sono, e come dicono gli scienziati soprattutto, non sono in grado di sofisticati inganni, sapere di essere intercettati, fare una recita, ma poi una recita a che pro? A che pro? In un processo, nel processo che non c'è stato, tutti questi aspetti che noi stiamo esaminando partitamente, separatamente, si sarebbero potuti leggere insieme per raccontare tutta la storia diversa. Certo. Non in un'ottica parcellizzata, ma in un'ottica d'insieme. Ecco, questo valga anche per la consulenza genetica del dottor Marzio Capra relativamente alla famosa traccia di sangue trovata sul battitacco dell'auto di Olindo. Noi ne abbiamo parlato dettagliatissimamente con il dottor Capra, quindi tu rinvio all'altra trasmissione per approfondire questo aspetto. Però non posso fare a meno di chiederle, proprio come estrema sintesi, dal suo punto di vista, avvocato Schembri, cosa viene fuori di nuovo dalla consulenza genetica del dottor Capra, quando la Corte dice che anche qui non c'è niente di nuovo. Innanzitutto, quello che proprio in estrema sintesi, cioè un dato assolutamente nuovo, la circostanza per esempio che c'è stata, che le fotografie sono state invertite, cioè quella col cerchietto rosso contrassegnata con il numero 3 sarebbe la prima fotografia che il brigadiere Fadda ha scattato. Quindi questo, diciamo, è un dato nuovo, è un dato che nessuno conosceva, che i giudici non conoscevano. Così come è un dato del tutto nuovo il fatto che all'interno di quel cerchietto rosso contrassegnato con il numero 3 non si possa apprezzare l'aspersione del luminol, quindi le goccioline piuttosto che il bianco che deve rimanere. E quindi questo è un ulteriore dato nuovo, mentre i giudici sono gli unici della Corte d'Appello, dicono che loro lo vedono all'interno del cerchietto l'aspersione, ma non c'è. Quindi non c'è. E questi sono degli aspetti rilevantissimi, perché da un lato, se non c'è stata l'aspersione del luminol, così come attesta la fotografia, in nessun modo il brigadiere Fadda avrebbe potuto rintracciare una traccia ematica invisibile senza l'aspersione del luminol. E quindi questo è un problema. Se noi lo sommiamo al fatto che c'è un ulteriore elemento nuovo, che è la foto numero 3 sarebbe la prima foto scattata e queste foto sono state invertite, e la andiamo a comparare con il verbale che fece Fadda, nel reperto numero 1, che sarebbe la prima foto che è diventata 3, nel reperto numero 1 venne utilizzato l'hexagon che non riscontrò la presenza di sangue. Sì, è uno strumento di indagine che verifica la presenza di sangue umano. Ecco, quindi dallo stesso esito negativo. Perfetto. E quindi vuol dire che lì il sangue non c'era. Peccato che quel lì significa il reperto numero 1, che in realtà è stato denominato 3. E il 3 è quello su cui sarebbe stata trovata la traccia di sangue, che non c'era. Quindi questi sono tutti elementi nuovi di cui non si è occupato il giudice della condanna. Cioè nessuno ha saputo dell'inversione delle foto, cioè che è stata ricostruita anche in base agli orari di scatto. E poi mi perdoni, Fadda ha raccontato alle Iene, Antonino Monteleone intervistato, cose completamente diverse rispetto a quelle che ha raccontato in aula, rispetto a quelle che ci sono nei verbali, ma anche rispetto alle sue stesse versioni date in dibattimento. Lo vogliamo sentire questo brigadiere Fadda? Lì, come in questo caso dice la Corte, per quanto riguarda tutto il materiale raccolto da qualsivoglia giornalista, quello non costituisce prova. Quindi perché uno potrebbe in un'intervista compiacere il giornalista in base alla tesi che porta avanti il giornalista. Questa è una cosa che diciamo che ha espresso la Corte d'Appello in modo del tutto generico, quindi varrebbe per qualsivoglia processo.
Però noi sappiamo che così non è, cioè anche perché diciamo l'intervistato non giura. L'unica cosa che avrebbe dovuto fare la Corte d'Appello era fare il dibattimento, chiamare i testimoni e farli giurare davanti alla Corte d'Appello, assumere la prova e poi vedere se il testimone di turno, l'attendibilità del testimone, l'attendibilità o meno del testimone di turno, la credibilità e quant'altro. E poi c'è un'altra macro novità nella consulenza del dottor Capra, qui il rinvio all'intervista al dottor Capra, come dicevo, però non mi puoi dire che tu non hai trovato la traccia di sangue con il metodo CrimeScope, che è un metodo meno fine del luminol, e che però, diciamo, si basa sul fatto che la traccia di sangue sia corposa, cospicua, no? Quindi col CrimeScope una traccia di sangue cospicua la trovi. E, diciamo, il dottor Previdere, il perito del pubblico ministero, proprio questo dice: la traccia di sangue era corposa, concentrata, cospicua. Allora avresti dovuto trovarla col CrimeScope. Se non l'hai trovata col CrimeScope vuol dire che è una traccia di sangue esigua e hai bisogno del luminol, ma il luminol non l'hai asperso, non c'è fotografia in luminescenza, non c'è nulla che testimoni che il luminol sia stato asperso, e allora come la mettiamo? Sicuramente se fosse stata una traccia concentrata, dice il dottor Capra, la trovavi col CrimeScope, cioè subito, senza fare il luminol. Sì. No? Sì. Come ne usciamo da questa contraddizione? Non affrontandola, perché se l'affrontiamo è difficile uscirne, insomma, no? Altro aspetto, altro punto, un altro testimone, voi chiedevate di sentire, ed è un carabiniere che lavorò all'interno della caserma di Como, no? Si chiama Giovanni Tartaglia. Anche lui è stato intervistato, anche voi lo avete sentito a sommarie informazioni testimoniali, avete raccolto la sua deposizione. All'epoca Tartaglia era in servizio presso il nucleo operativo di Como e fornisce quello che voi definite un elemento di prova nuovo, perché dichiara che era notorio che all'interno della caserma, e dice: a me è stato direttamente riferito, i marescialli Cappelletti e Finocchiaro, sono i due che poi andranno anche da Olindo, esercitarono in carcere indebite pressioni sugli imputati affinché confessassero il delitto. E questo lo racconta un carabiniere della caserma di Como, il quale ha anche affermato di avere ascoltato intercettazioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi che oggi risultano mancanti. È un'altra cosa che voi lamentate come grave, giustamente. La Corte di Brescia che fa? Invece di sentire Tartaglia dice che le affermazioni di Tartaglia vanno anche in questo caso semplicemente accantonate. Io non ho capito il perché. Lei ha capito? No, è evidente, cioè ha espresso... E non mi pare che Tartaglia dica cose irrilevanti. Assolutamente, cioè ha espresso un giudizio senza perlomeno da verificare, no? Da non dice che avrebbe dovuto eventualmente assumere la prova, no? Quindi sentire Tartaglia per poi dire credibile o non è credibile, rilevante o non è rilevante. Che ci siano state delle pressioni, che siano state esercitate delle pressioni, insomma, non penso che sia una cosa poco rilevante. Così come si è ascoltato delle intercettazioni mancanti di Olindo e Rosa e altre attività di intercettazioni, non penso proprio che sia un elemento, degli aspetti poco rilevanti, anzi sono molto rilevanti, e quindi la sua credibilità, attendibilità, la Corte d'Appello l'avrebbe dovuta vagliare tramite la sua audizione, quindi avrebbe dovuto assumere la prova prima di valutarla. Altro punto, vado per sommi capi così affrontiamo un po' tutti i punti del ricorso che vi avete presentato, avvocato Schemi. La motivazione che la Corte di Brescia scrive, le motivazioni che scrive in sentenza, circa la relazione dei RIS di Parma è un video girato dai RIS di Parma in sede di sopralluogo. Ora, noi sappiamo che per quanto anche questo possa sembrare incredibile, il lavoro dei RIS di Parma e i video girati dai RIS di Parma non furono mai oggetto di valutazione in giudizio, nella sostanza. Furono oggetto di valutazione solo in parte, ma qui vede, cioè, questo è un aspetto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto affrontare in sinergia, perché la norma dice, al di là di come se prova nuova, metà prova nuova, che diciamo, le prove nuove devono essere valutate unitamente, congiuntamente con le prove già acquisite. Quindi è chiaro che è proprio il dibattimento di revisione che serve a questo. Quindi è chiaro che tutti gli elementi nuovi che abbiamo indicato e che avremmo voluto si trasformassero in prova tramite il dibattimento
sono convergenti rispetto alla relazione del RIS di Parma, che avrebbe certamente assunto un altro significato congiuntamente agli altri elementi, perché dà una chiave di lettura limpida e cristallina. Non dimentichiamoci che il RIS di Parma di Olindo e Rosa sulla scena del crimine non trovò un bel nulla, e non dimentichiamoci che il RIS di Parma ha certificato che in casa di Romano, dove si sarebbero cambiati Olindo e Rosa poco dopo la strage, non c'era una goccia di sangue, e questo non è un aspetto neutro, soprattutto se lo si considera e lo si valuta insieme a tutti gli elementi di cui abbiamo parlato fino ad ora. Tra l'altro voi chiedevate l'analisi di un particolare reperto, no? Un'impronta che compare su una parete del vano scale al piano terreno della palazzina, della strage, che appartiene a uno sconosciuto. Voi chiedevate di compararla con le impronte inserite nelle banche dati delle forze dell'ordine, che nel corso di questi anni sono state arricchite, perché qualche tempo fa fu esclusa la rilevanza di tale reperto, no? in una fase del dibattimento. In realtà gli anni sono passati, la banca dati si è arricchita, voi dite vediamo se magari questo sconosciuto ha un nome, no? Certo. Così come esistono altre tracce di sconosciuti sulla scena. Certo, non ci sono le tracce di Olindo e Rosa, ma allo Stato noi abbiamo delle tracce di soggetti che sono rimasti sconosciuti alle indagini. Questa semplice operazione di verifica, se per caso nella banca dati aggiornata ci fosse questa impronta, perché non si è voluta fare? Questa è un'altra cosa che non, insomma... Sarebbe stato semplice. Non sarebbe stato complicato, no? Assolutamente. Lei citava prima un altro aspetto che come giornalista mi ha molto colpito, cioè tutto ciò che porta un elemento di prova, una testimonianza, un'intervista, che porta un giornalista e che magari racconta fatti da sottoporre a verifica, come dicevamo prima, non vale nulla, dice la Corte di Brescia. Non vale nulla perché l'intervistato compiace l'intervistatore, perché non c'è garanzia, perché non c'è la sacralità del processo, perché non c'è il giuramento di dire la verità. Quindi tutto quello che il giornalista porta non conta. Attenzione però, voi dite, noi stavamo chiedendo un'altra cosa, stavamo chiedendo che ciascuno dei soggetti intervistati e che gli intervistatori potessero essere ammessi come testimoni. Cioè sentiamoli in un'aula di... Quindi qui c'è un cortocircuito logico oltre che giuridico, perché tu non mi puoi dire che ciò che raccoglie il giornalista non ha la sacralità del processo se non lo fai entrare a processo. Il processo è la sede per verificare se quello è vero o falso e per dargli quindi, diciamo, il giusto peso. È corretto, no? Quello che lei dice, certo, è chiaro, cioè, ma poi questa cosa è la prima volta che io la sento poi la leggo in una sentenza. Cioè qua sembra di comprendere quindi che se tu mi dici qualcosa come che tocca e raccoglie il giornalista non è un elemento di prova, non può, diciamo, fare ingresso in un procedimento penale, in dibattimento che insomma si commenta da sé. Mi scusi, avvocato, e non lo è, diciamo, non è un elemento di prova perché quello che parla col giornalista non è un testimone escusso in giudizio, dice la Corte. Ma se tu me lo chiami in giudizio diventa un testimone escusso in giudizio. Noi l'avremmo voluto escutere in giudizio. Noi, tant'è vero che abbiamo presentato una lista test indicando i testimoni, quali testimoni anche dei giornalisti, quindi, e gli intervistati pure. Quindi, insomma, la prova la deve assumere il giudice. Cioè, noi, tornando sempre a quel concetto lì, noi abbiamo allegato degli elementi, e questo probabilmente il cortocircuito di cui parla, lei ha parlato, cioè dobbiamo intenderci anche con i concetti, anche di carattere, con i principi giuridici. Se per la Corte quello che noi abbiamo portato sono delle prove, e allora non ci siamo intesi, no? Perché noi abbiamo allegato, così come prescrive il codice di procedura penale, degli elementi di prova, che poi diciamo avrebbero potuto assurgere a prova una volta formatisi in dibattimento. Cioè, quindi... io presumo che dei magistrati li conoscano questi concetti, presumo. Immagino di sì, certo. Allora, c'è un ultimo punto che io vorrei toccare prima di concludere la nostra ampia conversazione. Ed è una questione che voi sottolineate, una questione grave, è il problema della condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di altri fatti previsti dalla legge come reato, che è l'articolo 630 del Codice di Procedura Penale, lettera D, per i cultori del diritto. Insomma, in poche parole,
Questi due sono stati condannati anche in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, e l'accusa è molto grave. Poi fate una premessa molto interessante, io la farei partire da lì, avvocato Schembi, che poi analizziamo sommariamente alcuni punti, no? Voi dite, attenzione, noi denunciamo la falsità in atti o in giudizio come cosa da appurare, da verificare, ci sono molti elementi di prova di cui domandiamo l'approfondimento attraverso l'ammissione delle prove, appunto è un processo vero e proprio, ma non siamo noi, non è la difesa che deve o può spingersi a individuare specifici fatti di reato. Noi possiamo solo, voi dite, tratteggiare le irregolarità che emergono dai nuovi elementi di prova, e soltanto un tribunale, una corte, avrebbe potuto e dovuto vagliare eventualmente individuando i fatti, i singoli reati, giusto? Questa è una premessa importante, perché voi dite, attenzione, noi abbiamo rispetto della corte, non siamo noi a dire questo ha falsato gli atti, questo ha sbagliato. Sarà la corte a valutarlo, noi indichiamo degli elementi, no? Sì. Per esempio, in ordine alla irregolarità sul rilevamento della traccia ematica, sul battitacco dell'auto di Olindo. Ci sono elementi irregolari. Cari giudici, diteci se c'è falsità in atti in questo caso, giusto? Corretto? Altro discorso, il colloquio fra Gallorini e Frigerio del 20 dicembre 2006. C'è un'intercettazione ambientale che attesta come il luogotenente Gallorini per ben 9 volte fa il nome di Olindo Romano a Frigerio. Esercita cioè su di lui pressioni su una persona, Frigerio, che in quel momento era in deficit cognitivi notevolissimi, come abbiamo detto prima, e dirà poi in dibattimento il luogotenente che non fece mai il nome di Olindo. Come la mettiamo, cari giudici? Valutate questo fatto, corretto quello che dico? È correttissimo, sì, è corretto, è proprio corretto. Noi chiaramente il nostro compito è questo, noi abbiamo sottolineato quelle che possono essere delle irregolarità e che oggi vengono dipinti quali errori. Ecco. Mi scusi, il luogotenente Gallorini non ha mai spiegato perché in dibattimento dice non ho mai fatto il nome e poi lo senti e l'ha fatto 9 volte e fa pressione. Non l'ha mai spiegato. Non l'ha mai spiegato, quindi voglio dire, noi dobbiamo prendere atto di questa discrasia e soprattutto abbiamo dovuto prendere atto di un verbale redatto dal luogotenente Gallorini il 20 dicembre dove si scrive che in quella circostanza Frigerio disse che il suo aggressore era Olindo, no? Però a noi risulta che non l'ha detto Frigerio. Quindi questo è un problema. Quindi noi ci interroghiamo su che cosa. Per noi è un problema. Cioè diciamo, allora perché c'è scritto su questo verbale che ci fu il riconoscimento di Olindo? Se il riconoscimento di Olindo non c'è stato, all'interno della perizia un verbale che diciamo che poi non venne prontamente trasmesso, ma venne trasmesso un'annotazione. Sì, il 7 gennaio. Quindi su questo bisognava, noi riteniamo che fare chiarezza in ordine a questo aspetto sarebbe stato certamente importante, oserei dire doveroso. Ma noi, giustamente lei ha detto, noi non è che formuliamo, fabbrichiamo reati, noi sostanzialmente indichiamo delle irregolarità che possono essere degli errori, oppure possono costituire delle ipotesi di reato, ma non spetta a noi accertarlo, ecco, deve essere accertato dal giudice. Quindi, insomma, noi abbiamo sottoposto al vaglio del giudice della revisione, che è competente anche in ordine a questo aspetto, perché non dimentichiamoci che questi chiamiamoli errori, queste ipotesi o quant'altro, vanno a colpire le 3 prove, in particolare le 2 che portarono in carcere Olindo Romano e Rosa Bazzi. Quindi insomma, ecco, voi segnalate, che sorreggono la sentenza di condanna. Certo, e segnalate altre cose che meriteranno un approfondimento, cioè una serie di conversazioni, per esempio ambientali, che scompaiono in momenti topici dell'inchiesta. No? Sì. Come mai scompaiono in momenti topici dell'inchiesta? Sarebbe una cosa da verificare, da approfondire. Infatti scompaiono per colpa, per falsità, diciamo, per falsare gli atti. Perché scompaiono? Per qualsiasi altro motivo. Ma un motivo ci sarà perché scompaiono. Ma vede, noi diciamo molto spesso abbiamo sentito o siamo stati additati come complottisti.
Cioè, che poi insomma il complottismo dice ci sono complotti, quindi per attaccare un argomento si dice genericamente quindi avrebbero tutti quanti ordito un complotto nei confronti, ma bene o male lo dice anche la sentenza. Noi non siamo complottisti, noi indichiamo dei fatti e quei fatti si sono verificati determinati fatti. Bisognerebbe solo accertare se quei fatti che si sono verificati o non si sono verificati per errore, quindi con dolo, e questo sì costituirebbe reato, oppure per un semplice errore, per colpa o per altro. Certo. Cioè, quindi naturalmente questo noi non lo possiamo dire perché poi facciamo gli avvocati, quindi questo è un processo dove i fatti, eventuali ipotesi di reato vengono accertati. Quindi noi non ci spingiamo oltre, non siamo complottisti, ma indichiamo che dei fatti si sono certamente verificati. Cioè, quando noi diciamo che un audio non corrisponde a un verbale, questo non è un discorso di complotto, è di mancata corrispondenza. Certo. Quindi questo è un fatto certo. Un altro motivo per cui sarebbe stato opportuno, credo, sentire l'ex maresciallo Tartaglia di cui dicevamo prima, è che lui dice di essersi occupato anche di queste conversazioni all'epoca, le intercettazioni, no? Sì. E lui esclude che si fossero verificate anomalie tecniche che invece, secondo la Procura di Como, erano quelle che giustificavano l'assenza di determinate intercettazioni scomparse. Tartaglia dice di no. Lo volevamo sentire? Era opportuno sentirlo? Beh, era opportuno certamente sentirlo. Oltretutto lui ha detto un'altra cosa, e qui aggiungo subito un secondo aspetto, perché lui dice c'è una società, Waylog, che è quella che poi ha fornito, mi sembra proprio a voi avvocati, le intercettazioni, parte delle intercettazioni, quelle che ci sono, la quale società che ha operato su queste intercettazioni della strage di Erba, quindi per conto dello Stato italiano, all'epoca era posseduta per il 40% da una società anonima di diritto svizzero. Il nome dei soci o del socio coperto, anonimo, è rimasto tale. Andava verificato quando meno chi fosse, visto che si tratta di una società che gestisce un compito molto delicato per conto dello Stato, che non può essere in capo ad anonimo. Ma quantomeno per questioni di trasparenza assoluta, no? Cioè di trasparenza, cioè questo insomma non riesco a comprenderlo, ma come cittadino italiano, non come avvocato, cioè perché è chiaro che se c'è una società che è posseduta o meglio, è coperta da una fiduciaria e quindi noi disconosciamo chi è il socio di questa società, io penso che debba comunicarlo. E questo non è avvenuto. Nessun a tutt'oggi diciamo, non ce l'ha comunicato così, giusto come notizia. Nessun magistrato ha sentito il dovere di scoprire chi ci fosse dietro a questa società. Tra l'altro, in un contesto nel quale appunto ci sono intercettazioni mancanti. E voi avete chiesto più volte di accedere al server che le contiene tutte per averle. Per eventualmente vedere, magari li rintracciamo nel server, quindi sarebbe utile, potrebbe essere utile, oppure magari si spiega poi un errore, anche lì sono state per errore, sono state perse, cancellate per errore, non lo so, cioè voglio dire, fatto sta che non abbiamo il 60% delle intercettazioni di momenti topici di quell'indagine, cioè non di momenti irrilevanti. È inaccettabile davanti a un ergastolo e a una vicenda di questa portata criminale che ci sia una lacuna di queste dimensioni. Io non lo credo. Non è accettabile, così come non è accettabile che i reperti siano stati distrutti, quelli che avremmo voluto esaminare, nonostante vi fossero 2 provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quindi che mettevano nero su bianco la sospensione di qualsivoglia provvedimento volto alla distruzione di quei reperti. Ecco, voi avete chiesto l'analisi dei reperti, diciamo così, sopravvissuti a questa illecita distruzione, no? Diciamo così. Ma vede che stiamo mettendo insieme fatti e non complotti. Certo sono abbastanza, come posso dire, diciamo, ambigue e le circostanze. Mi permetta però, avvocato, la distruzione di questi reperti costituisce essa stessa un fatto nuovo. Perché questo si è verificato dopo i 3 gradi di giudizio, no? Quindi si è verificato questo fatto nuovo. Sì. E qualcuno ha ritenuto che potesse costituire un'ipotesi di reato. Appunto, e non siamo stati noi da verificare. Perché si ricorderà che poi ci fu
un'ispezione del ministro di Grazia e Giustizia proprio per questa distruzione, e qualche mese dopo, rispetto alle distruzioni, venne rinvenuto da un cancelliere un plico, un pacco che si riteneva fosse andato distrutto, e in realtà venne ritrovato all'ufficio corpi di reato di Como con i sigilli violati. Qualcuno l'aveva aperto. L'aveva aperto, ed all'interno c'erano alcuni reperti che noi avremmo voluto probabilmente esaminare e che qualcheduno evidentemente ha ritenuto di dover controllare. In ogni caso i sigilli erano violati. Si è aperto un procedimento che poi è stato archiviato. È stato archiviato perché non si riuscì a scoprire da parte della procura chi l'autore, insomma questo. Quindi l'ipotesi di reato non è una nostra invenzione o una nostra indicazione, è un'ipotesi di reato perché c'è stata la violazione dei sigilli, la distruzione dei reperti, non si arrivò a nulla, a un'archiviazione, ma perché non perché non vennero individuati i responsabili. Anche questa mi sembra una cosa di enorme gravità. Voi avevate ottenuto il diritto, diciamo, sancito da una corte di esaminare quei reperti che vengono distrutti e nessuno ne paga le conseguenze, nessuno, diciamo, fa luce su questa questione. L'ultima cosa per completezza, in merito a possibili ipotesi di reato, voi osservate anche questo circa le confessioni di Olindo Romano e Rosa Pazzi, circa il fatto che i disturbi psichici e le pressioni erano circonvenibili, suggestionabili, lo dice la scienza, subiscono delle pressioni, ma il punto che voi chiedete che possa essere esaminato, mi sembra anche di buon senso, ripeto, noi che abbiamo ascoltato quegli interrogatori, questi deficit, la loro circonvenibilità, la loro suggestionabilità, i loro deficit, erano percepibili da parte degli inquirenti nel momento in cui gli inquirenti fanno determinate pressioni? Vogliamo verificare se è stata generata una limitazione della capacità di Olindo e Rosa di autodeterminarsi liberamente, ovvero se sia stata esercitata nei loro confronti quella che si può definire tecnicamente una coartazione psicologica vietata, non ammessa, no? Questo non significa dire colpevoli chi li ha interrogati, significa verifichiamo questa cosa, che mi sembra, alla luce della scienza oltretutto e delle novità di cui abbiamo parlato prima, un'ipotesi da verificare in maniera piana. No, certo, però anche lì, ripeto, una valutazione sinergica di tutti gli elementi sarebbe stata importante. Quando per esempio diciamo Tartaglia, magari Tartaglia mente, ma era il nucleo operativo di Como, e che cos'è che dice? Magari dice il falso, io questo non lo so, però sostiene che due marescialli andarono per fare delle pressioni. Insomma, allora, e quindi queste cose poi Avvocato Schembri, non l'abbiamo potuto approfondire. Chiudiamo la conversazione, faccio una domanda sintetica, onnicomprensiva. Insomma, voi avete presentato numerosi elementi che nutrono quel famoso ragionevole dubbio in base al quale, se esiste, la nostra legge dice non puoi condannare. Avete presentato numerosi elementi, non sono diventate prove perché non sono entrate in un procedimento, in un processo. Le domande che hanno nutrito, che vengono fuori dagli elementi da voi raccolti, secondo lei vengono cancellate da questa sentenza o rimangono tutte in piedi? Tutte le domande restano certamente in piedi, perché a ogni singola domanda che noi abbiamo posto non si è dato alcun tipo di risposta. Ecco. Del resto non è certo in questo modo che si possono fornire delle risposte, perché se non si fa un processo, se non si ascoltano i testimoni, i consulenti che aggiungono determinate conclusioni, si possono soltanto sopprimere delle domande che restano certamente senza risposta, insomma, a tutt'oggi. E quindi noi ci auguriamo che si possa giungere ad un processo e che si possano dipanare determinate domande che non poniamo soltanto noi, ma che hanno posto i nostri consulenti, indicando gli elementi di scienza in base ai quali quelle domande sono state formulate, ecco. Qui più che dipanare quelle che per me sono certezze e che per molti sono dei dubbi, si cerca
di sopprimerli, ecco, in qualche modo, di nasconderli o di celarli. Almeno è questa la sensazione involontaria che viene data. Perché se si dà la sensazione che un processo ci sia stato, perché io leggendo quella sentenza non avessi partecipato e fossi stato un estraneo, leggendo la sentenza avrei certamente elaborato nella mia testa che il professor Sartori sicuramente sarà stato sentito, avrei detto, visto che affermano determinate cose, così come l'ingegner Rabitti, la professoressa Mazzoni, il dottor Capra e tutti gli altri. Avrei detto, ma avranno sentito anche Abdicais per affermare quello che hanno affermato. Avranno sentito tutti i testimoni che hanno indicato per aggiungere a quelle conclusioni. Avranno acquisito e valutato diciamo, i dati di scienza, le leggi scientifiche, ma questo invece non è accaduto. Io ringrazio l'avvocato Fabio Schembri. Grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Avete ascoltato Auto da Fè.